I carabinieri di Martellago hanno arrestato una 41enne residente a Salzano per spaccio di stupefacenti. La donna, già nota alle forze dell'ordine per piccoli precedenti, è stata bloccata sulla circonvallazione di Maerne alla guida della propria auto per un normale controllo stradale. Poco gradito da lei, tanto che si è rifiutata di collaborare mostrando segni di nervosismo. Quindi è scattato un controllo approfondito e da sotto il tappettino del passeggero i militari hanno trovato ben 17 dosi di cocaina pronta per essere spacciata. Sulla 41enne c'erano altre 6 dosi. Secondo i carabinieri, infatti, l'attività era già iniziata perché nel portafogli della donna c'era anche una discreta somma di denaro, ingiustificabile se si considera che non è occupata, di cui 400 euro in banconote da 50. A quel punto è scattata anche la perquisizione in casa, dove è stato trovato il necessario per il confezionamento delle dosi, tutto sequestrato. La donna è stata arrestata ed ora è a disposizione del magistrato per il processo per direttissima. Il sospetto è che tenesse le fila della piccola ma fiorente rete di spaccio che opera nella zona del Martellaghese, con facili collegamenti per il Mestrino e il Milanese.